Oggi un sit-in di protesta qui davanti alla prefettura che è partito dal comune, per rivendicare cosa sostanzialmente? Le trattative sindacali, l'agibilità sindacale, la contrattazione di ente. Dobbiamo dire che purtroppo negli ultimi anni il Comune di Agrigento è deficitario su questo punto, da 3 anni che non si rinnova la contrattazione decentrata. Io ricordo che abbiamo una lunga esperienza di lavoro sindacale, noi facevamo la contrattazione al Comune di Agrigento, era da apripista per tutta la provincia, ora è arrivato a essere il fanalino di coda. Abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo fatto delle assemblee dei lavoratori, abbiamo fatto delle assemblee con presente il sindaco e il responsabile del settore finanziario, avevano promesso di fare la contrattazione, il fondo, non hanno rispettato questi impegni. Abbiamo chiesto di approfondire queste tematiche, considerate i problemi economici che ha questo comune ma anche tutti gli altri comuni, ma non si possono lasciare indietro i lavoratori che tra l'altro sono in numero ridotto per i pensionamenti che ci sono stati quota 100. Allora parliamo ora con Lorella che effettivamente lavora operativamente presso il corpo dei vigili urbani anche, per cui chi meglio di lei può fotografare la reale situazione al comune di Agrigento? La reale situazione è una situazione di assoluta carenza di personale, di difficoltà nell'erogazione dei servizi, difficoltà che appunto hanno portato dopo una serie di proteste a questo momento di sit-in in piazza. Noi più volte abbiamo chiesto, come ha detto il mio segretario, di poter trovare una soluzione sia per adeguare il contratto, per avere un aumento delle ore del contratto del personale part-time, che è quasi la stragrande maggioranza del personale in forza all'ente, sia per dare delle risposte a chi aspetta da tanto di vedere un accrescimento della propria personalità con un riconoscimento di una progressione economica. La condizione dell'ente è ferma da tantissimi anni e il risultato appunto è una carenza poi anche di controllo, di erogazione di servizi che un po' tutti i cittadini possono tranquillamente rendersi conto ogni giorno nel confronto con l'amministrazione o col territorio. Il comune di Agrigento, diceva il collega, prima era quello che andava avanti nella contrattazione collettiva, oggi invece è l'ultimo, quindi la nuova amministrazione non dà risposte? Sì, noi abbiamo, come ha già anticipato il collega, abbiamo più volte richiesto che venisse ripristinata la sessione contrattuale per recuperare gli anni persi. La contrattazione è ferma ormai dal 2018. L'ultima nel 2019 addirittura non ha avuto il parere favorevole da parte degli organi di revisori dei conti. Abbiamo con diverse note richiesto il ripristino della contrattazione, anche perché con questo importante strumento si finanziano istituti importantissimi quali particolari responsabilità, turnazione e reperibilità, servizio esterno, disagio, maneggio valori, quindi sono degli istituti importanti che servono a garantire servizi ai cittadini. Questo, se lo uniamo alla grave carenza di personale, ci dà il senso di quella che è la situazione di una importantissima amministrazione, che è l'amministrazione di prossimità, cioè il comune. E noi ci chiediamo per quale motivo, nonostante le diverse sollecitazioni, nessun tipo di risposta è stata fatta. Ho fatto a Sua Eccellenza il Prefetto tutta una serie di richieste che lei stessa vede di buon occhio, ma è chiaro che si deve vedere una visione strategica del tutto. Abbiamo chiesto ovviamente, soprattutto per il personale a tempo determinato, che si arrivi, così come il sindaco già aveva programmato, all'aumento definitivo delle ore, perché ormai gran parte del personale è a tempo determinato, ma abbiamo chiesto anche per quanto riguarda sia le progressioni orizzontali e verticali e anche la costituzione del fondo. In buona sostanza chiediamo intanto che si ristabiliscono, per come è giusto per legge, i giusti rapporti sindacali e che si avvii soprattutto una visione strategica, anche grazie al Piano Nazionale di Resilienza, che farà arrivare un fiume di denaro che dovrà essere gestito con appositi progetti, ma soprattutto con personale dotato di apposita strategia e visione. Come replica a questo sit-in di questa mattina che le forze sindacali hanno fortemente fatto qui in prefettura, sostanzialmente che risposte darete e se li darete in che tempi? Sì, non è una replica la mia, anzi io sono dalla parte dei sindacati, dalla parte dei miei lavoratori.
perché come dicevo poco fa il diritto al lavoro va rispettato. Spero di diminuire i tempi di attesa, spero di poter raggiungere gli obiettivi che i sindacati qui oggi hanno chiesto. Ringrazio anche Sua Eccellenza il Prefetto per averli ospitati e ricevuto anche me. Nei giorni a venire sicuramente riusciremo a trovare quegli obiettivi prefissati. Naturalmente, come dicevano anche gli altri presenti, col PNRR arriveranno anche altri fondi. Speriamo che il Governo nazionale ci possa ascoltare per poter fuggire tutte quelle difficoltà che noi finora abbiamo, anche per mettere in regola il nostro strumento finanziario, che poi alla fine questo è quello che finora ha impedito quello che i sindacati e i lavoratori hanno chiesto.